Buongiorno a tutti, eccomi qua, siamo sempre nella serra del peperone biologico, quindi coltivato con i mezzi biologici. Siamo sempre in compagnia del nostro tecnico amico Maurizio Poletti del gruppo Jeff Bioplanet, che ci illustrerà come avviene il lancio di tricogramma, questo parassitoide che va parassitoide della piralide. Ecco, prego Maurizio, illustraci tutto quanto, grazie. Grazie a te Franco. Naturalmente siamo ancora qui nella nostra serra di peperone biologico e non possiamo dimenticare che il fitofago chiave, uno dei fitofagi principali del peperone è proprio l'Ostrinia nubilalis, la cosiddetta pirade del mais. Pirade del mais che però sappiamo tutti molto bene è molto polifaga, attacca diverse colture, tra cui anche il peperone. Quindi non possiamo non affrontare la questione della piralide, dell'Ostrinia nubilaris, su questa coltivazione di peperone biologico. È vero che siamo in ambiente protetto, abbiamo le reti che impediscono e limitano molto l'arrivo dei Lepidottero Ostrinia nubilalis all'interno della serra, però abbiamo deciso di fare questo tipo di operazione di lotta biologica per dare un'ulteriore copertura, un'ulteriore azione di controllo biologico contro questo temibile fitofago. Allora, intanto a nostra conoscenza mi pare che sia una delle prime esperienze a livello italiano di lancio di tricogramma brassiche, questo limenottero parassitoide oofago che noi utilizziamo appunto contro la piralide. A nostra conoscenza appunto sembra essere prime esperienze e devo dire con tutta franchezza, anche noi tecnici non abbiamo mai pensato fino in fondo alla validità di questa tecnica. Certamente è un parassitoide che viene utilizzato, e lo sappiamo molto bene, attraverso l'uso dei droni, viene lanciato questo parassitoide sulla coltivazione del mais per esempio, ma ripeto, mai si è pensato fino in fondo alla possibilità di utilizzare questo parassitoide sulla coltura del peperone. E qui oggi noi proviamo a farlo. Intanto cerchiamo di descrivere questo tipo di tecnica. Abbiamo detto, stiamo lanciando un imenottero parassitoide, si chiama tricogramma brassiche, è un imenottero che parassitizza le uova dell'Ostrinia nubilalis, della piralide. Come viene distribuito? Qui ci sono delle capsule di cellulosa, ogni capsula contiene circa 3700 uova di sitotroga. Che cos'è la sitotroga? È un lepidottero delle derrate alimentari che viene utilizzato come ospite per appunto allevare il tricogramma brassiche. Da queste uova parassitizzate che si possono apprezzare all'interno, qui abbiamo aperto una capsulina e vedete tutti quei puntini neri sono le uova di sitotroga parassitizzate dal tricogramma brassiche. Da queste uova escono appunto gli adulti di tricogramma brassiche. Come fanno a uscire? Ci sono delle capsule, queste appunto che facevo vedere prima, e queste capsule hanno ci sono dei fori praticati appunto sugli emisferi di questa capsula, piccoli forettini, da cui questo piccolissimo imenottero esce e va a cercarci attivamente le uova di Ostrinia nubilalis. Quindi a questo punto noi come andiamo operativamente a lanciare questo tipo di parassitodi? In questo modo, mettendo queste capsuline che sono di cellulosa, appoggiate in questo caso all'interno di questi bicchierini, chiamiamoli questi secchiellini, e in questo modo da queste capsule possono tranquillamente uscire dai forellini presenti sulla capsula questi imenotteri parassitoidi. Ecco che noi stiamo qui facendo una cosa, ripeto, abbastanza unica nel suo genere, lancio di tricogramma brassiche contro la piralide del mais su peperone biologico in ambiente protetto. Grazie mille Maurizio, ecco a voi, Grazie a voi. vi ha illustrato benissimo questa nuova tecnica di lotta contro l'Ostrinia nubilaris, la piralide del mais. Grazie ancora, seguiteci nelle prossime puntate dove vi andremo a illustrare altre piccole cose sull'agricoltura biologica. Grazie ancora.